Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora torna prepotentemente, e l'avverbio è da prendere nel senso letterale, la magistratocrazia. Torna sconfinando di nuovo contro il potere politico, torna sconfinando di nuovo prepotentemente sempre nella questione migratoria e della gestione dei flussi migratori, torna prepotentemente contro la Lega. E sì, perché la notizia che apre tutti i giornali a quest'ora è questa follia per cui le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno accolto un ricorso presentato da un gruppo di migranti che dal 16 al 25 agosto del 2018 si trovavano sulla nave Diciotti. Ricordate, era il governo con Matteo Salvini, ministro dell'interno, che portava avanti la politica dei porti chiusi, cioè il mandato che aveva ricevuto dagli elettori sul tema dell'immigrazione. Ebbene, la Cassazione ha accolto il ricorso e condannato il governo a risarcire i danni determinati nei profughi dalla privazione della libertà. Cioè torna la magistratocrazia sostanzialmente coi soldi degli italiani, cioè no, facendo perché come diceva la signora Thatcher non esistono soldi pubblici, esistono solo i soldi dei contribuenti, e quindi a quanto pare dei soldi degli italiani risarciranno i migranti che non furono fatti scendere per un atto liberamente politico. No, dice la Cassazione, non era un atto politico quello, qui c'è un capolavoro, diciamo, di latinorum, perché ci dicono questi magistrati: le motivazioni politiche alla base della condotta non ne snaturano la qualificazione, non rendono cioè politico un atto che è e resta ontologicamente amministrativo. Era ontologicamente amministrativo. Qui una fusione tra la Zecca Garbugli e il Conte Mascetti di Amici miei, no? Il maestro dell'arte della supercazzola. Se riscendiamo sulla terra, era un atto supremamente politico, perché la democrazia, quel regime nel senso tecnico, quella condizione politica che si chiama democrazia, prevede un rito che si chiama elezioni, al quale si presentino dei partiti e delle coalizioni con delle agende alternative, chiedano il consenso ai liberi elettori. L'agenda della Lega era quella dei porti chiusi, aveva ricevuto il consenso, governava in base ad esso. Era un atto supremamente politico. Come per inciso, proprio sulla vicenda della Diciotti, riconobbe la Procura di Catania che chiese l'archiviazione rispetto all'ipotesi del reato di sequestro di persona a carico di Salvini, lo stesso reato per cui poi verrà processato e ovviamente assolto a Palermo. La Procura di Catania chiese l'archiviazione perché appellandosi proprio espressamente al principio della separazione dei poteri. Quindi era un atto supremamente politico. Poi la Cassazione ricorda anche che l'obbligo del soccorso in mare corrisponde a un'antica regola di carattere consuetudinario, eccetera, eccetera. Ma non è questo di cui si sta parlando. Non è che a quei migranti fu negato il soccorso in mare. Cioè, se a un certo punto Matteo Salvini fosse impazzito e avesse negato il soccorso in mare a qualcuno che stava affogando, era in difficoltà, era alla deriva, sarebbe un atto, oltre che criminale, inumano. Ma non era questo. Matteo Salvini ha semplicemente esercitato una sua funzione legittima in quanto ministro dell'interno, ha negato lo sbarco a una nave che portava immigrati non regolari, che erano su una nave, erano liberi, ricordiamolo perché quell'estate fu folle da questo punto di vista anche geografico, erano liberi di andare a Malta, erano liberi di andare in Spagna, erano liberi di andare ovunque, venivano tutti in Italia perché le ONG ovviamente, ben sapendo che la posta in palio era politica, stavano instaurando un braccio di ferro col ministro Salvini, che non ha negato nessun soccorso in mare. Non ha
ha consentito che degli immigrati irregolari entrassero in Italia, cose che oggi, dopo 7 anni, fanno più o meno tutti i governanti europei. È la parola d'ordine con cui in Germania ha vinto le elezioni Merz, un cristiano democratico, no? Non un pazzo estremista. È la politica che sta portando avanti l'amministrazione della più grande democrazia del mondo: tutelare i confini e ricondurre l'immigrazione clandestina a quello che è, cioè un reato. Ma tutto questo è nel mondo della realtà e della politica. Nel mondo di certi magistrati, non dell'insieme, ma di quei magistrati che ciclicamente portano l'attacco al potere politico, legge al centrodestra, non è così. Addirittura per costoro bisogna risarcire questi clandestini che giustamente non sbarcarono in Italia, quindi magistratocrazia coi soldi degli italiani sostanzialmente a sostegno dell'immigrazione clandestina. È una distopia che non si dà in nessun altro paese occidentale. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio